Il problema nostro è che facciamo fatica a stare nel mercato perché abbiamo dei costi elevati e una burocrazia molto alta. Sono gli autotrasportatori, un altro settore colpito dalla crisi e che stenta, soprattutto i più piccoli, i cosiddetti padroncini, a rialzarsi, sommersi dai costi e dalla burocrazia, come ha spiegato il vicepresidente nazionale della Confartigianato Trasporti, Michele Varotto. C'è chi, a suo tempo, 2008, ha fatto scelte estreme chiudendo l'attività, licenziando i dipendenti e mettendosi a lavorare da solo, ma non mancano le difficoltà. Mi sono tenuto la crema di tutti i clienti che avevo e adesso a distanza di 8-9 anni mi trovo ancora nelle difficoltà, essendo padroncino, a incassare nella liquidità, non c'è liquidità in giro. Costi elevati, carburante, autostrada, concorrenza delle grandi imprese di autotrasporto e la crisi hanno messo in ginocchio il settore. Negli ultimi anni abbiamo subito una crisi tremenda, c'è stata un'espulsione del settore dell'autotrasporto in maniera molto marcata, solo nella provincia di Venezia abbiamo perso più di 1000 imprese. Veneto che deve fare i conti anche con un altro tipo di concorrenza che negli anni ha guadagnato terreno, quello degli autisti dei paesi dell'est dove i costi sono molto più bassi. Serve, dicono, ripensare al settore in un'ottica integrata e più flessibile, dove logistica e autotrasporto siano più dialoganti. Al governo, oltre alla richiesta di incentivi per cambiare il parco mezzi vecchio di 20 anni, si chiede molto di più. Chiediamo almeno il mantenimento delle accise per i trasportatori, che è una cosa importante, il risparmio sicuramente sulle autostrade, che è una cosa importantissima, ma il costo del lavoro è quello che dobbiamo intervenire.